La gestione di questo patrimonio naturalistico e culturale non è all'altezza del patrimonio che abbiamo. Quando parlo di gestione metto insieme l'autorità politica che esercita la governance, il management che gestisce il patrimonio e le risorse naturali e inoltre i sistemi locali che non riescono a costruire una progettazione integrata in grado di valorizzare pienamente un territorio come quello siciliano. Nei beni culturali noi nell'ultimo periodo della programmazione dei fondi europei non siamo riusciti a spendere tra il 40 e il 50% di questi fondi, facendo sì che nella programmazione 2014-2020 la previsione di trasferimento per i beni culturali è stata fortemente ridimensionata, prendendo atto dell'incapacità di spesa. Questo la Sicilia non se lo può permettere, perché la negligenza, l'incapacità della gestione di questi fondi è un fatto che non possono pagare i siciliani. Noi abbiamo bisogno di un cambio di capacità nella spesa dei fondi europei, perché sono gli unici fondi che possiamo investire in un contesto in cui tra spesa sanitaria e spesa per i precari e per gli stipendi dei regionali la nostra regione non è in grado di investire un euro per il bene della Sicilia. Noi non abbiamo un'idea come valorizzare questo patrimonio culturale che abbiamo anche in termini di imprese, permettendo anche a imprese di ragazzi di poter scommettere in attività imprenditoriali per offrire servizi all'interno e all'esterno di questi beni culturali, di questi beni naturali. Non abbiamo assolutamente sviluppato una cultura dell'impresa, ma abbiamo fortemente foraggiato una cultura del parassitismo.